Sensibilizzare la popolazione nella prevenzione e cura delle problematiche urologiche. È stato questo l'obiettivo dell'evento organizzato a Castelfranco dall'ILT Treviso in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'Istituto Oncologico Veneto. Si parla molto di tumori femminili, le donne da molti anni praticano la prevenzione che ha permesso importanti risultati nel campo della cura per i tumori dell'utero, per il tumore della mammella. Gli uomini sono arrivati più tardi e quindi questa sera è importante che l'equipe del dottor Amodeo riesca a illustrare quelle che sono le conquiste nel campo della prevenzione e della cura per i tumori della prostata, i tumori della vescica, i tumori del rene, che sono tumori molto frequenti. Dati alla mano, il tumore della prostata è il primo in termini numerici ad essere diagnosticato tra gli uomini, quinto invece quello della vescica. A fare un'analisi puntuale il dottor Amodeo. Questa serata è stata voluta per fare diagnosi e prevenzione precoce nelle patologie tumorali a carico degli organi genitali maschili. I maschi solitamente sono un po' restii ad affrontare visite e a parlare di prevenzione. Queste serate sono fondamentali per far avvicinare la popolazione a questo tipo di problematiche e a fargli capire che una semplice visita urologica può veramente salvarti la vita. E quella di Castelfranco è stata un'occasione per informare i cittadini sulla possibilità di accedere ai servizi dello IOV anche in assenza di problematiche oncologiche. Quello che soprattutto mi preme, visto che non c'è più la visita di leva militare, e passare il concetto, soprattutto nella popolazione giovane, dell'autopalpazione del testicolo. Fondamentale manovra che di una semplicità e di una banalità unica, ma che ci permette di fare una diagnosi estremamente precoce nei giovani. E quindi è importante che si parli, che la gente capisca che si può fare molto per arrivare presto alla diagnosi e questo consente delle cure più efficaci, una prognosi molto buona e anche una chirurgia meno demolitiva.